ci riproponiamo per il terzo mandato. È una sfida perché crediamo di poter essere utili alla nostra comunità, crediamo di poter avere conoscenze e voglia di fare progettualità che possono contribuire a far crescere questa bellissima comunità. Crocetta ha una marcia in più ed è giusto che con l'aiuto di tutti la si valorizzi. È questo il momento giusto per approfittare di certe occasioni. Noi siamo in fondo persone semplici, non ci sono particolari volontà, interesse o specificità, che ci siamo accomunati solo dalla voglia di fare. Io credo che in questo momento Crocetta possa diventare centro di servizi, ricordiamo un asilo nido, ricordiamo lo sport, ma possa essere un polo attrattivo anche da un punto di vista industriale e ambientale formidabile per il territorio che la circonda. Crediamo che questa sia la nostra sfida, è ora il momento per farlo e crediamo che nell'esperienza acquisita ci possono essere le potenzialità per essere efficaci subito e nella giusta direzione. Non ci sono particolari difficoltà, cose da sistemare, si tratta solo di lavorare tanto per la grande famiglia di Crocetta del Montello. Il nostro programma in realtà tocca diversi ambiti, il mondo dei servizi con l'avvio dell'asilo nido che parte a settembre e che bisogna accompagnare nella sua crescita con il recupero totale dell'area Sport Lab che parte in questi giorni e che ha bisogno poi di una gara per il suo affidamento, ma soprattutto con lo sviluppo delle aree commerciali e industriali del paese, con il recupero, perché crediamo che queste siano fonti di attrazione per il contesto urbano che ci circonda e quindi con un recupero delle abitazioni, dei centri storici, per rendere ancora più bella la nostra comunità e quel bellissimo territorio fatto di agricoltura, di ambiente e di anche ex industrie volendo, che sono un fiore all'occhiello.